Io direi subito sì, perché effettivamente noi cittadini che paghiamo le tasse abbiamo diritto ad avere un servizio, cioè almeno il gas, almeno l'elettricità e così via. Ci sono vari aspetti che devono essere ovviamente verificati, cioè questi aumenti sono veramente collegati con la Russia oppure c'è qualche altro discorso? Noi abbiamo fatto dei contratti decennali a un prezzo basso del gas e quindi questi aumenti non sono esattamente correlabili. Le sanzioni alla Russia vanno tolte senza se e senza ma non è il tema. Le sanzioni alla Russia non dovevano essere messe, non doveva essere l'Italia capofila più realista del re a portare avanti questa vera e propria guerra, se vogliamo usare una parola forte, ma di fatto lo è, contro il popolo russo e il fenomeno bollette viene strumentalizzato, è un'ennesima emergenza, un'ennesima paura che è funzionale ancora una volta a sedimentare delle politiche folli di decostruzione del nostro tessuto sociale. Il vero problema non sono le sanzioni, ma il vero problema è la guerra. E chi ha fomentato questa guerra, e l'Italia è stata sempre in prima fila, lo ha fatto irresponsabilmente perché comunque c'è un problema innanzitutto sociale, che la guerra va a scapito sempre di tutti i popoli, degli invasi e degli invasori, ed è combattuta dalle elite economiche che ne traggono addirittura guadagno. Quello che pensiamo noi è che non ci sia stata una forte azione diplomatica, che l'Italia avrebbe dovuto mettersi in prima fila in una fortissima azione diplomatica, e che il dibattito invece è stato filo atlantista fin dall'inizio, e ha rifiutato fin dall'inizio la complicità.